delle tose fino a fine campionato, fino a metà maggio. Siamo qui dunque, che ovviamente impone questo strano giorno feriale per quanto riguarda questo match, ma anche perché si tratta di una giornata a spezzatino. Il match che tra poco Malocchi 9, Bilac col 10, Marquardt con l'11. Nel frattempo ecco cambio con Piai, ancora Virgili, prova ad andare al cross, vince un rimpallo, pallone ancora buono per Piai a sinistra, prova addirittura la conclusione, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, termina un paio di metri alla sinistra del portiere Sonia Graus. Brixen con la numero 9 Malocco lotta con Dal Pozzolo, poi in area di rigore Bilac, attenzione a Bilac, con la sinistra, può provare la conclusione, pallone che termina a lato anche Catrin, una classe 94, lato 97, occhio perché sbaglia Messner, poi Piai prova a controllare il pallone, dal limite dell'area di rigore la conclusione, bloccato, rimessa a cercare in posizione centrale De Martini, attenzione De Martini, mette il pallone in area di rigore, Piai prova a controllarlo, Piai cosa alza il dischetto, spalla alla porta, prova a girarsi, prova a mantenere il controllo del pallone, l'arbitro vede un fallo da parte di Profante, anzi di Ladstetter e comanda il calcio di rigore. Fischio dell'arbitro Molinaroli di Piacenza, parte Natascia Piai col mancino contro Graus, spiazzato il portiere del Brixen e al 22esimo minuto Piai, 15esimo gol in campionato per la Bomber del Permac che trasforma contro Karim Mantovani, la doppia di marcatore da parte di Piai, trova comunque il corridoio nel rigore per Kersdorfer, cross basso al centro, l'anticipo da parte di Dal Pozzolo e poi la conclusione tentata da Kersdorfer. In testa nel deserto, alle sue spalle c'è Elena Virgili che mantiene il controllo del pallone senza recupero, finisce in questi istanti il primo tempo, dunque Permac, Vittorio Veneto che va a riposo in vantaggio per 1-0 grazie al calcio di rigore di Bressanone. Un tempo che inizia in questo momento con Giri per linee orizzontali, Zanella sbaglia questa volta col velo, attenzione ai 20 metri, la conclusione provata dalla numero 7 Kersdorfer, Edwin Sulman a cercare lo scatto da parte di Marquardt, vince un rimpallo sfida rossa, offia Marquardt ai 25 metri, va per gli orizzontali per Bilac ai 20 metri, ancora Bilac cerca spazio, prova la conclusione, pallone che termina a lato, il primo metro e mezzo alla sinistra di il Vittorio Veneto con Bilac che va che sta calciando dalla sinistra, pallone a rientrare insidioso da rigore, ha cercato la deviazione Profante, quasi all'altezza della linea di porta, non ha trovato il pallone. Sì, parte Strickner, pallone calciato troppo reginato, 3 anche del Brixen a disturbare, parte Bilac con la battuta, pallone che termina alla destra di comandando le proprie compagne in difesa, attenzione ora ai 20 metri con Rainer, prova la conclusione, palla che colpisce il capo delle compagne, ripiega su se stesso, mette un pallone al centro, Ponte, attenzione al Ponte, fa la porta, Piai, la conclusione, Piai, 2-0 per il Permac, ha trovato un corridoio pazzesco, la numero 9 rosso-blu, ha calciato il pallone in diagonale, Natascia Piai, segue in area di rigore, full time, oltre a De Martin, Ponte, Manello, cambia Ross, prova a sganciarsi proprio da Ross, il pallone in area di rigore, colpito di Ponte, il pallone d'alto con linea, e poi De Martin ha provato a colpirlo, rigore. Graus, episodio che può chiudere il match a questo punto, parte Piai che spiazza ancora una volta, Sonia Graus fa 3-0, per la Vittorio Veneto, quando siamo al 40esimo del secondo tempo, la tripletta di Natascia Piai, 2 gol sul secondo del match, ripetiamo un tocco con la mano che secondo il signor Molinaroli di Piacenza è venuto nella piccola attenzione del Dal Pozzolo che qui regala il calcio di punizione al limite e soprattutto si becca un cartellino rosso assolutamente gratuito, perché 4 minuti e mezzo per recupero, il Permac sarà in 10 uomini, va Bilac allora, batte di potenza, centrale Reginato, colpo di testa poi che serve il pallone per raggiungere Reginato, 3 punti importantissimi, seconda vittoria consecutiva, di girarsi verso la porta, dal dischetto spiazzata Graus, poi nella ripresa dopo